Siamo con il primo ospite della serata, Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera direttore. Senta, abbiamo sentito nell'ultimo servizio il tour de force nel quale è stata impegnata la polizia di Trieste, no? La scorsa settimana abbiamo parlato di questo maxi sequestro di droga a Udine, 50 kg di cocaina. E si sente parlare di furti in villa, tra l'altro ne parlavamo anche nel fuori onda, il periodo prenatalizio solitamente è un periodo in cui si nota una recrudescenza degli atti criminali, soprattutto dei furti. Sì, da sempre questo è un periodo caldissimo per quanto riguarda la sicurezza, tant'è che i controlli vengono intensificati in questo periodo. Purtroppo una volta, faccio riferimento a una decina di anni fa, il personale CERA si poteva dedicare anche a pattuglioni mirati proprio per queste festività. Si facevano in centro nel periodo dei mercati, si facevano sulle linee degli autobus, si facevano nelle città con pattuglie in borghese, quindi personale con autocivetta, e diciamo che questo è cambiato. Questo è cambiato, l'abbiamo visto per una mancanza notevole di personale, ma in tutta l'Italia, in tutta la regione e nella nostra provincia. La mancanza di personale costringe ad avere servizi mirati, oggi mirati magari ai controlli in ristoranti, locali dove è richiesto l'entrata con Green Pass, e purtroppo rimane veramente meno tempo per dedicare servizi mirati a questa tipologia di servizi. L'abbiamo visto in villa, lei parlava prima delle ville, dove il territorio è più scoperto, va da sé che i ladri entrano in azione, i malviventi entrano in azione, anche perché la provincia di Treviso è molto vasta, quella è una zona che è sotto la giurisdizione poi dei carabinieri che sono costretti a chiudere le loro caserme alle 20. Quindi le pattuglie che ci sono nella questura di Trieste sono come quelle di Pordenone, con un territorio ancora più vasto. Cade che si morde la coda, se non c'è personale non si possono avere più autovetture, sempre, guardate, per la sanità, cioè certo, il taglio del personale. Lo vediamo in questi giorni, non si respira l'aria, le dicevo fuori onda, non c'è aria di Natale, ma c'è aria di problematiche, di paura. La gente, io oggi ho visitato 2 o 3 farmacie per un problema, le farmacie erano stracolme, chi deve prenotare, chi deve fare, mancano i medici, così mancano i professori, e il problema delle 3S, dico sempre sicurezza, scuola e sanità, sono quelle che corrono sullo stesso binario. Quando la carrozza deraglia è finita. Questo è un grave problema. Abbiamo visto che c'è un ritorno alla droga. Abbiamo visto sequestri nella nostra regione, abbiamo visto piccoli quantitativi di droga anche nella nostra provincia che vengono sequestrati. Se vi ricordate, tempo fa parlai proprio dei controlli davanti alle scuole, che prima erano mirati anche quelli. Con l'inizio dell'anno scolastico abbiamo trovato gente fermato, arrestato, gente in possesso di droga, quindi è un pericolo che sta rifiorendo. L'abbiamo visto a Udine con parecchi chili di droga, cioè una volta c'erano solo i porti dove veniva, quando si sentiva 50 kg, oggi si parla di 50 kg di eroina, che frutta un sacco di soldi ma distribuisce disastri. Altro che Covid. Quindi io credo che in questo è un periodo veramente particolare. Allora, se l'attenzione si sposta da una parte, chiaramente dall'altra parte la coperta è corta e quindi arrivano le lacune, e la coperta, le rubola, il finale è corta e attiriamo dove vogliamo. Ed ogni dirigente, ed ogni questura e ogni ufficio dei carabinieri, come si dice sempre, fa la farina col pane, fa il pane con la farina che ha.
Grazie Grazie a voi. Raffaele Padrone, l'aspettiamo come al solito Grazie anche la a voi. prossima settimana. Il taglio del nastro all'ospedale di San Vito al Tagliamento per la nuova area accoglienza e servizi con 6 sportelli a disposizione degli utenti. Sentiamo.